Cafarsetti per Simone Venturini, al lavoro per la Giunta, i dossier più importanti di Venezia, un rapporto da rendere operativo con il governo. Il trionfo a Cafarsetti al primo turno, la telefonata di Giorgia Meloni, le sfide future stasera alle 20:45, il nuovo sindaco di Venezia, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Crisi Electrolux, Susegana all'incontro dei lavoratori con il presidente del Veneto Stefani e l'assessore regionale Bitonci. Per quest'ultimo ci sono margini per trattare con la multinazionale, cruciale il tavolo del 15 giugno. Nuovo fronte di maltempo in arrivo in Veneto, allerta gialla dalle 12 alla mezzanotte di domani per temporali intensi tra zona pedemontana e pianura, ma non farà sparire il caldo afoso. Perde il controllo dello scooter, si schianta contro un guardrail, 52enne commerciante di auto di Tezze sul Brenta perde la vita a Carmignano di Brenta. Omicidio della pasticcera Roncade, emergono nuovi sviluppi ma anche inquietanti interrogativi. Nel verbale di polizia di 35 anni fa la segnalazione, scena del crimine spazzata dai carabinieri. Si sono presentati ai carabinieri 2 responsabili degli spari contro la chiesa di Gaiarine, hanno poco più di 20 anni, volevamo solo emulare la scena di un film. Atleti paralimpici protagonisti della cerimonia di premiazione dei loro successi 2025 a Treviso, un movimento sportivo che cresce ma c'è ancora da fare per allargare la pratica sportiva tra i disabili. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la politica e con l'esito delle urne amministrative di ieri, in particolar modo con un focus su Venezia. Oggi primo giorno da sindaco di Venezia di Simone Venturini, che si è messo subito al lavoro. La responsabilità è tanta, dice, e non voglio tradire chi mi ha dato fiducia. Con una colazione veloce e poi subito in ufficio per leggere la stampa e iniziare a incontrare i dirigenti sui vari temi. È iniziata così la prima giornata da sindaco di Simone Venturini, il più giovane nella storia di Venezia, dopo i festeggiamenti serali prima a Mestre e poi a Cafarsetti. Una vittoria schiacciante che commenta così. Sento il peso della responsabilità. Ho avuto un grande risultato in termini di voti, questo vuol dire molte aspettative da parte dei cittadini e questo vuol dire per me un grandissimo lavoro da fare per non tradirne neanche una, e quindi sarà la cosa più importante. Hanno eletto tra vari nomi il sindaco di Venezia, scegliendolo tra quelli forse che ritenevano più adatti a governare la città, per esperienza, per conoscenza del territorio e anche per approccio abbastanza semplice. Io sono, come mi vedete, tendo a dire le cose che penso, ma tendo anche a essere molto alla mano e molto disponibile, tant'è che molti dei cittadini mi chiamano Simone, mi fermano per strada e mi dicono Simone, sindaco, Simone, sindaco. Ancora nessuna decisione sulla nuova giunta, ma Venturini ha già le idee chiare sui primi passi da fare. L'idea è rendere la macchina operativa il prima possibile, lavoreremo molto sulle competenze e a tutti chiederò un impegno senza risparmiarsi, perché davvero governare Venezia è un privilegio ma è anche un grande sacrificio. Le prime 3 cose che ha intenzione di fare? Sicuramente formare la giunta e rendere la macchina operativa il prima possibile, un'agenzia, un board internazionale per attrarre investimenti a Venezia e poi sicuramente impostare la variazione di bilancio. Il neosindaco assicura anche che manterrà il rigore dei conti e della finanza pubblica come fatto negli ultimi 11 anni, dice, in cui il debito si è ridotto di 200 milioni di euro e aggiunge di voler lavorare in sinergia a partire dal governo. La Premier ha dato massima disponibilità o a venire lei a Venezia o appunto di ricevermi a Roma. Ed è molto utile questo perché Venezia è una città che ha molti temi legati a una dimensione nazionale e alcuni temi legati a una dimensione regionale. Pensiamo solo al tema del governo delle acque, del tema della salvaguardia di Venezia, del MOSE, delle manutenzioni, del porto. Quindi è importante avere un canale diretto con Roma, con i ministeri e con la Premier e un canale diretto col Presidente della Regione. E proprio con il governatore Stefani, Venturini ha intenzione di lavorare su nuovi progetti abitativi a Venezia, mentre sul contributo d'accesso spiega. Servirà una modifica normativa per renderlo più incisivo e consentire a Venezia di trattenere maggiori risorse anche per noi, con le quali finanziare alcune cose. L'ho detto, insomma, adesso chiederò ad AVM un piano per avere chiaro il quadro economico-finanziario per trasformare il garage comunale dedicandolo unicamente ai residenti veneziani. L'ho detto in campagna elettorale e vorrò farlo. Infine, dopo i fatti recenti, il neosindaco su Fenice e Biennale dice: appena insediato incontrerò tutti, ascolterò tutti, a iniziare dai professori d'orchestra, alle maestranze, a tutte le persone coinvolte. Biennale mi pare che si sia ricomposta, confermo grande stima e apprezzamento per il lavoro di Buttafuoco e più in generale per il lavoro che sta facendo la Biennale. E allora vediamo
vediamo la geografia del voto a Venezia. In terraferma netto vantaggio di Venturini con punte a 70% a Favaro Veneto, roccaforte dell'elettorato del centro-sinistra Venezia, 36 nuovi consiglieri comunali eletti. 36 eletti, 12 donne, 24 uomini a sedere sugli scranni del Consiglio Comunale a Ca' Farsetti, 14 della lista Venturini, 5 di Fratelli d'Italia, 2 della Lega, 9 del Partito Democratico, 1 per 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Forza Italia, Ora e Terra e Acqua. Non passano la soglia per entrare in Consiglio Tutta la città insieme, Resistere Veneto, Città Vive, Futuro per Venezia Mestre, Prima il Veneto. Numeri e percentuali che, tornando indietro di 6 anni, si possono quasi sovrapporre con i risultati che fece Brugnaro nella sfida contro Pierpaolo Baretta, sebbene con un'affluenza più alta, intorno al 62%, contro quella di questa tornata elettorale che si è fermata al 55%. Resta sempre la lista del sindaco a governare i numeri, 31% per Luigi Brugnaro sindaco, nel 2020 30% per Simone Venturini. Peggio vanno i partiti, ma traina il PD che rispetto al 2020 prende 5 voti percentuali in più ed è tra i partiti quello che ha preso più preferenze, 24,8%, il doppio di Fratelli d'Italia. Crolla la Lega che non arriva al 5% e viene superata da Alleanza Verdi Sinistra al 5,18%. Ora Di Boldrin riceve circa 3.500 preferenze al 2,70%, Terra e Acqua che nel 2020 aveva superato soglia 4%. Uno stallo di un'ora e mezza prima che i risultati dei primi spogli arrivassero. Le proiezioni davano Venturini in testa tra il 47 e il 51%, Martella fermo al 44%. Forbice che più passavano le ore più aumentava. Da un primo stacco di 1.000 voti al termine degli spogli, la distanza di 12 punti percentuali si è tradotta in una differenza di 13.000 voti. Una mappa cittadina che denota la specificità di Venezia. Se il centro storico è rosso, ovvero più apertamente di sinistra, e quindi per la coalizione di Andrea Martella, la terraferma è quasi tutta colorata di giallo, preferenza, cioè per Simone Venturini. Boom di voti a Favaro con il 70% di preferenze, 57% a Marghera, intorno al 60% a Chirignago e Zelarino. Il divario diventa meno evidente nelle zone calde di Mestre, da Via Piave a Via Dante. A Venezia in testa invece Andrea Martella con Santa Croce ed Orsoduro, dove arriva al 60%. Un'onda gialla che ha travolto la laguna, la terraferma ha determinato anche in queste elezioni la scelta del primo cittadino. E poi la sconfitta elettorale anima il dibattito nel centro-sinistra veneziano. Il PD è aumentato del 5% e ai 2 candidati con più preferenze del Consiglio Comunale, a mancare soprattutto le altre forze della coalizione. Durissimo l'ex sindaco Cacciari che dice: mio nipote avrebbe preso più voti. È evidente che ci sarà la necessità di fare una profonda riflessione e spero con grande onestà intellettuale da parte di tutti e senza scaricabarile, che spesso è la soluzione più facile che si trova. Il Partito Democratico è salito di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni comunali di Venezia, dal 19 al 24%, ma è un risultato che conta davvero poco di fronte all'imprevista e bruciante sconfitta al primo turno della coalizione di centrosinistra. Non l'avevamo previsto, mi pare che non l'avessero previsto neanche loro, bisognerà capire come si è sviluppato questo voto, da dove nasce. Un autentico shock elettorale determinato in massima parte dall'exploit della lista Simone Venturini sindaco. Che è in totale e completa continuità con la lista Brugnaro, perché lì troviamo gli ex assessori, gli ex consiglieri comunali, e anche questa è una riflessione dalla quale bisogna partire. È stata premiata un'amministrazione secondo noi negativa, una cattiva amministrazione. I problemi della città restano intatti, dal tema della sicurezza, il tema della desertificazione del commercio, il tema del degrado, il tema del turismo, il tema del lavoro. Chi ha pochi dubbi è Massimo Cacciari. In un'intervista al Corriere della Sera ha affermato che a Venezia ci sarebbe voluto un candidato sindaco diverso, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, ha concluso, avrebbe preso più voti di Martella. Proprio Tommaso Cacciari in un posto è stato durissimo. Questa volta perdere non era facile, ha scritto. Assessori arrestati, sindaco inquisito, una giunta completamente screditata, quando la capacità di autodistruzione del centro-sinistra diventa talento vero. Evidentemente noi non siamo riusciti, e qui va fatta un'autocritica, a far affermare
la nostra proposta. Probabilmente avremmo dovuto avviare molto prima una relazione con la città, non serve una semplice campagna di ascolto, ma bisogna condividere con i cittadini i processi. Con 1091 preferenze, Nicola Pellicani è il secondo candidato più votato dell'intero Consiglio Comunale. Anche la più votata è del Partito Democratico. L'esordiente Giulia Albanese ha avuto 1456 preferenze. Cosa l'ha spinta a candidarsi? Beh, credo che Venezia avesse bisogno di una visione che la riportasse ad essere una capitale a livello nazionale, europeo e internazionale. Non lo è in questo momento. No, non lo è una vetrina e ha una vetrina internazionale, ma non è una capitale, non è una capitale della produzione culturale, non è una capitale dal punto di vista produttivo, non è una capitale dal punto di vista politico. Roberto Brizzi, primo cittadino di Bussolengua, è anche il primo sindaco di una città sopra i 15.000 abitanti in Veneto a scegliere futuro nazionale di Roberto Vannacci. Ad annunciarlo lo stesso Brizzi. Continua dunque la campagna acquisti di Vannacci, di esponenti politici, soprattutto tra Civica e Lega. A Verona a rappresentare il movimento è il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che proprio ieri ha inaugurato la sede scaligera di Futuro Nazionale e che ha commentato così la scelta di Brizzi, un civico che ha aderito al progetto di Futuro Nazionale rafforzando il radicamento del partito sul territorio, apportando esperienza amministrativa e buona amministrazione. L'economia con la crisi Electrolux. A Susegana l'incontro dei lavoratori con il presidente del Veneto Alberto Stefani e l'assessore regionale Massimo Bitonci. Per quest'ultimo ci sono i margini per trattare con la multinazionale. È cruciale il tavolo del 15 giugno. Con me. Ci vediamo a breve. Grazie mille dell'impegno. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Io sono moderatamente fiducioso perché ho parlato ovviamente con l'azienda, con l'amministratore prima, in via assolutamente privata, e ho colto una disponibilità anche da parte del ministro Urso, quindi amministrazione e ministro Urso, per arrivare al 15 di giugno con una proposta e quindi il governo sta lavorando ovviamente sulle possibili misure da adottare e da proporre all'azienda, ovviamente con l'azienda che dovrà ritirare questo piano che abbiamo ribadito più volte è assolutamente inaccettabile. La scadenza del 15 giugno fissata dal ministro Urso è il prossimo punto di svolta, dove saranno messi in campo anche ammortizzatori sociali, fondi di coesione e quanto sarà possibile per salvare lavoratori e territorio. Abbiamo il vantaggio anche di avere delle figure al Ministero che possono dare delle risposte significative al nostro territorio, quindi ci stiamo già interfacciando ovviamente da giorni, lo faremo nei prossimi giorni tornando qui, perché io credo che oggi non debba essere solo una questione di forma, ma debba essere una questione di sostanza. La Regione è fuori dal palazzo, è qui in mezzo ai lavoratori e così deve continuare ad essere. Anche perché quando si parla di sostenibilità bisognerebbe ricordare anche un altro aspetto della sostenibilità che troppo spesso non si ricorda, la sostenibilità sociale, la sostenibilità delle famiglie di lavoratori, la necessità che il lavoro garantisce a tantissime famiglie qui nel territorio e delle ricadute occupazionali e non solo che questo territorio ovviamente subirebbe se il piano fosse confermato. La preoccupazione più grande è che la proprietà interamente svedese voglia vendere ai cinesi e smantellare, non certo investire. Se le istituzioni fanno la loro parte, secondo me il margine può aumentare, nel senso che la trattativa ci può essere. Non accettiamo questo piano, saremo presenti durante il Giro d'Italia nella rotonda che c'è sotto Ca del Poggio con il nostro striscione. Sarà una manifestazione pacifica, ma sarà una manifestazione forte, perché è importante che tutti sappiano che non vogliamo che la nostra fabbrica chiuda. Noi vogliamo continuare a lavorare e noi vogliamo garantire il futuro a lavoratrici e lavoratori che sono all'interno del nostro stabilimento. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla per temporali su tutto il territorio regionale, valido dalle 12 alla mezzanotte di domani. È prevista instabilità in aumento dalle ore centrali della giornata, a partire dalle zone montane e pedemontane, con probabili rovesci e temporali sparsi in possibile estensione a qualche zona della pianura. Sono possibili locali fenomeni intensi e rapidi, l'innesco di frane superficiali e colate rapide, l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito
rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati o sottopassi. Ancora sangue sulle strade venete, a perdere la vita a Carmignano, nel Padovano, un 52enne di Tezze sul Brenta, Alex Miotti, stava rincasando in sella al suo scooter. È proprio in questo punto che la scorsa notte ha perso la vita Alex Miotti, il 52enne residente a Granella di Tezze sul Brenta. Ci troviamo in via Camazzole, nell'omonima frazione di Carmignano di Brenta. Miotti stava rientrando in sella al suo scooter quando, per causa ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato contro il guardrail. Il corpo dell'uomo è finito nel fossato mentre lo scooter è roteato sull'asfalto per diversi metri. Quando i sanitari del SUEM sono arrivati, per Alex Miotti non c'era più nulla da fare. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale senza escludere alcune ipotesi. Potrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma a seguito di un malore, come potrebbe esserci il coinvolgimento di terzi. Il corpo del 52enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria e con ogni probabilità verrà eseguito l'esame autoptico per capire la causa del decesso di Miotti. L'uomo viveva e lavorava a Granella di Tezze, dove gestiva una ditta di import-export di automobili. Lascia la moglie e 2 figli piccoli. La famiglia del commerciante è molto conosciuta in paese e la comunità è sotto shock. Intanto a Carmignano, lontano dai microfoni, i residenti lamentano la pericolosità dell'arteria, dove la gente corre e dove già in un recente passato si sono verificati incidenti stradali con esito mortale. Perde il controllo dell'auto, finisce in un fossato ribaltandosi e schiantandosi contro una recinzione. Un operaio ghanese di 50 anni residente a San Martino di Lupari è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso dopo l'incidente avvenuto all'alba di oggi a Riese Pio X. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, risvegliati dal boato provocato dallo schianto. Intervenuta per soccorrere il 50enne una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto, che ha provveduto a liberare dalle lamiere il conducente del mezzo, affidandolo alle cure del personale sanitario del SUEM. Alla base dell'incidente ci sarebbe forse un malore improvviso o un colpo di sonno dell'automobilista. L'omicidio della pasticcera di Roncade, emergono nuovi sviluppi ma anche inquietanti interrogativi. Nel verbale della polizia di 35 anni fa la segnalazione, scena del crimine spazzata dai carabinieri. La salma di Sandra Casagrande trasportata subito in obitorio. Ogni cosa all'interno della stanza, la scena della mattanza, era stata spostata. Non solo, ma nel verbale della questura di Treviso, poi inviato alla Procura della Repubblica, c'era scritto: i carabinieri hanno rimosso ogni cosa all'interno della pasticceria, spazzando addirittura il pavimento. Era il 29 gennaio 1991, quando la polizia, allertata del delitto dai cittadini, si precipita sul luogo. Ma gli agenti non riescono ad entrare. Sul posto ci sono già i militari dell'Arma che stanno effettuando i rilievi tecnici. Al termine, quando escono, la scena del crimine non è più la stessa. Perché fare tutto questo prima di far entrare la scientifica e gli agenti delle volanti? Una domanda che non trova nessuna risposta, ma che apre nuovi, inquietanti interrogativi. 2 mesi e mezzo dopo la richiesta, sempre da parte dei carabinieri, di incenerire alcuni reperti, i vestiti della vittima. Indagini che per 35 anni non hanno portato a nessuna persona indagata, solo qualche sospetto che poi non ha portato a nulla. Un vero e proprio giallo. Sandra Casagrande, quel giorno d'inverno, aveva aperto la porta a qualcuno che evidentemente conosceva. Forse il killer, con la scusa di ritirare dei dolci, è entrato. E poi quell'impeto violento, 22 le coltellate che hanno colpito la vittima. Solo grazie ora al DNA prelevato quasi 2 anni fa nel corso di un arresto per un reato minore viene identificato il presunto assassino. Viene iscritto nel registro degli indagati Paolo Gorghetto, un 57enne di Silea. L'accusa è omicidio volontario aggravato da futili motivi. Il suo DNA combacerebbe con un campione di sangue trovato nella pasticceria e che non sarebbe appartenuto alla vittima. Venerdì cominceranno i rilievi del RIS, da cui si potranno avere ulteriori risposte. Poi l'uomo potrebbe essere sottoposto a nuovo interrogatorio. Spari contro la chiesa ad Albina di Gaiarine, si fanno avanti 2 ventenni e chiedono scusa. In mattinata l'incontro anche con il sindaco, abbiamo agito come in un film, hanno raccontato. Mi hanno detto, io li ho incontrati, mi hanno detto che era loro intenzione sostanzialmente emulare un noto film che avevano visto, facendo una scena
una scena appunto che questo film riportava. Peccato che i diretti interessati non siano degli attori, né Albina, placida frazione di Gaiarine, la location di un movie segnato dalla violenza, tant'è, così si sono giustificati 2 ventenni che prima si sono costituiti dai carabinieri, poi hanno incontrato il sindaco per spiegare la folle notte di fine aprile, quando armati di una pistola a salve e di alcuni petardi hanno creato il panico nella borgata. Pistola era una scacciacani, l'hanno tra l'altro assieme a un'altra che avevano a casa, l'hanno consegnata alle forze dell'ordine proprio pensando che se gli riprende questo raptus non abbiano più la pistola, perché non era loro intenzione procurare l'arma. Un impulso derubricato dai 2 ragazzi a bravata, di certo armi e petardi sono stati acquistati online e per uno in particolare, 21 anni di Gaiarine, è scattata una denuncia per esplosioni pericolose. In molti quella notte ad Albina erano stati tirati giù dal letto, mentre a immortalare i 2 amici era stato il circuito della videosorveglianza. Scongiurata l'ipotesi delle intimidazioni, ora è giunto il momento del ravvedimento, delle scuse, ma non del perdono. Quando li ho incontrati hanno dato la loro disponibilità a fare qualcosa magari anche in comune proprio per scusarsi nei confronti della comunità. Ovviamente questo non toglie la denuncia e la strada intrapresa. Voltiamo pagina, atleti paralimpici al Museo Bailo di Treviso, protagonisti della cerimonia di premiazione per i titoli vinti nel 2025. Ho vinto campionati italiani e la mia specialità sono i 100 metri rana. E l'elenco dei successi dei 17 campioni paralimpici riuniti al Museo Bailo potrebbe continuare a lungo. Titoli nazionali centrati nel 2025 per i quali il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto ha organizzato un'emozionante cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato anche gli amministratori dei comuni di appartenenza. Premiare gli atleti che hanno raggiunto un titolo nazionale non è un premio solo sportivo, ma è un premio proprio della volontà, della forza di volontà che questi atleti ci mettono per raggiungere certi risultati. Ma questo ci deve servire per invogliare tanti ragazzi e ragazze che ancora sono a casa oggi ed è un importante compito che dobbiamo svolgere con gli enti locali, con i comuni, ma anche con le province e soprattutto con la regione. In Veneto il 9% dei disabili non pratica discipline sportive, da qui l'impegno proprio della regione con il piano dello sport. Questi sono fondi che verranno declinati attraverso dei bandi che permetteranno alle società sportive di partecipare non solo legato alla parte delle loro manifestazioni, ma anche a tutta quella che è l'attività propedeutica, che si intreccerà anche con la parte del sociale per poterlo fare anche nelle strutture per anziani, nelle strutture per disabili, nelle strutture per minori. E infatti negli ultimi anni qualcosa inizia a muoversi anche come visibilità della realtà paralimpica. Nell'ultimo anno e mezzo sono nate anche nuove società e il movimento sta crescendo, vuol dire che c'è comunque un buon fermento positivo, che gli atleti finalmente riescono ad avvicinarsi più spesso, le persone con disabilità ad avvicinarsi più spesso all'attività sportiva, e che le società stanno investendo in questo e non è una cosa banale. Quanto ti alleni? Per adesso 5 volte a settimana in acqua e 2 volte a settimana a palestra. Si riesce a fare anche dell'altro, comunque a studiare, a fare dell'altro? Sì, riesco a studiare quello che devo fare per scuola e sì, riesco, cioè è molto impegnativo, però ci riesco, sì. Tutti dobbiamo avere la possibilità di poter fare lo sport perché fa bene non solo fisicamente ma anche per fare gruppo, per la socializzazione. Prima tappa del road show sostenuto da Centro Marca Banca e Ascopiave, che nei prossimi mesi raggiungerà tutte le province del Veneto. Il 1° giugno Rosolina, poi Belluno il 6 e Verona il 20 giugno. Io mi ispiro sempre ad Alex Zanardi, i limiti come le paure sono spesso solo un'illusione. Noi dobbiamo andare avanti in questo processo in cui non esiste differenza tra atleta olimpico o paraolimpico, esiste solo l'atleta, e qui abbiamo avuto dei ragazzi bravissimi che hanno superato i loro limiti. È davvero tutto, ora sigle e previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Primo giorno da sindaco a Cafarsetti per Simone Venturini, al lavoro per la giunta, i dossier più importanti di Venezia, un rapporto da rendere operativo con il governo.
Il trionfo a Cafarsetti al primo turno, la telefonata di Giorgia Meloni, le sfide future stasera alle 20:45, il nuovo sindaco di Venezia ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Crisi Electrolux, a Susegana l'incontro dei lavoratori con il presidente del Veneto Stefani e l'assessore regionale Bitonci. Per quest'ultimo ci sono margini per trattare con la multinazionale, cruciale il tavolo del 15 giugno. Nuovo fronte di maltempo in arrivo in Veneto, allerta gialla dalle 12 alla mezzanotte di domani per temporali intensi tra zona pedemontana e pianura, ma non farà sparire il caldo afoso. Perde il controllo dello scooter, si schianta contro un guardrail, 52enne commerciante di auto di Tezze sul Brenta perde la vita a Carmignano di Brenta. Omicidio della pasticcera Roncade, emergono nuovi sviluppi ma anche inquietanti interrogativi. Nel verbale di polizia di 35 anni fa la segnalazione, scena del crimine spazzata dai carabinieri. Si sono presentati ai carabinieri i 2 responsabili degli spari contro la chiesa di Gaiarine, hanno poco più di 20 anni, volevamo solo emulare la scena di un film. Atleti paralimpici protagonisti della cerimonia di premiazione dei loro successi 2025 a Treviso, un movimento sportivo che cresce ma c'è ancora da fare per allargare la pratica sportiva tra i disabili. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la politica e con l'esito delle urne amministrative di ieri, in particolar modo con un focus su Venezia. Oggi primo giorno da sindaco di Venezia di Simone Venturini, che si è messo subito al lavoro. La responsabilità è tanta, dice, e non voglio tradire chi mi ha dato fiducia. Con una colazione veloce e poi subito in ufficio per leggere la stampa e iniziare a incontrare i dirigenti sui vari temi. È iniziata così la prima giornata da sindaco di Simone Venturini, il più giovane nella storia di Venezia, dopo i festeggiamenti serali prima a Mestre e poi a Cafarsetti. Una vittoria schiacciante che commenta così. Sento il peso della responsabilità. Ho avuto un grande risultato in termini di voti, questo vuol dire molte aspettative da parte dei cittadini e questo vuol dire per me un grandissimo lavoro da fare per non tradirne neanche una, e quindi sarà la cosa più importante. Hanno eletto tra vari nomi il sindaco di Venezia, scegliendolo tra quelli forse che ritenevano più adatti a governare la città, per esperienza, per conoscenza del territorio e anche per approccio abbastanza semplice. Io sono, come mi vedete, tendo a dire le cose che penso, ma tendo anche a essere molto alla mano e molto disponibile, tant'è che molti dei cittadini mi chiamano Simone, mi fermano per strada e mi dicono Simone, sindaco, Simone, sindaco. Ancora nessuna decisione sulla nuova giunta, ma Venturini ha già le idee chiare sui primi passi da fare. L'idea è rendere la macchina operativa il prima possibile, lavoreremo molto sulle competenze e a tutti chiederò un impegno senza risparmiarsi, perché davvero governare Venezia è un privilegio ma è anche un grande sacrificio. Le prime 3 cose che ha intenzione di fare? Sicuramente formare la giunta e rendere la macchina operativa il prima possibile, un'agenzia, un board internazionale per attrarre investimenti a Venezia e poi sicuramente impostare la variazione di bilancio. Il neosindaco assicura anche che manterrà il rigore dei conti e della finanza pubblica, come fatto negli ultimi 11 anni, dice, in cui il debito si è ridotto di 200 milioni di euro, e aggiunge di voler lavorare in sinergia a partire dal governo. La Premier ha dato massima disponibilità o a venire lei a Venezia o appunto di ricevermi a Roma. Ed è molto utile questo, perché Venezia è una città che ha molti temi legati a una dimensione nazionale e alcuni temi legati a una dimensione regionale. Pensiamo solo al tema del governo delle acque, del tema della salvaguardia di Venezia, del MOSE, delle manutenzioni, del porto. Quindi è importante avere un canale diretto con Roma, con i ministeri e con la Premier, e un canale diretto col Presidente della Regione. E proprio con il governatore Stefani, Venturini ha intenzione di lavorare su nuovi progetti abitativi a Venezia, mentre sul contributo d'accesso spiega. Servirà una modifica normativa per renderlo più incisivo e consentire a Venezia di trattenere maggiori risorse anche per noi, con le quali finanziare alcune cose. L'ho detto, insomma, adesso chiederò ad AVM un piano per avere chiaro il quadro economico-finanziario per trasformare il garage comunale dedicandolo unicamente ai residenti veneziani. L'ho detto in campagna elettorale e vorrò farlo. Infine, dopo i fatti recenti, il neosindaco su Fenice e Biennale dice: appena insediato incontrerò tutti, ascolterò tutti, a iniziare dai professori d'orchestra, alle maestranze, a tutte le persone coinvolte. Biennale mi pare che si sia ricomposta, confermo grande stima e apprezzamento per il lavoro di Buttafuoco e più in generale per il lavoro che sta facendo la Biennale. E allora vediamo la geografia del voto a Venezia. In terraferma netto vantaggio di Venturini con punte a 70% a Favaro Veneto, roccaforte dell'elettorato del centro-sinistra Venezia, 36 nuovi consiglieri comunali eletti.
36 eletti, 12 donne, 24 uomini a sedere sugli scranni del Consiglio Comunale a Ca' Farsetti, 14 della lista Venturini, 5 di Fratelli d'Italia, 2 della Lega, 9 del Partito Democratico, 1 per 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Forza Italia, Ora e Terra e Acqua. Non passano la soglia per entrare in Consiglio Tutta la città insieme, Resistere Veneto, Città Vive, Futuro per Venezia Mestre, Prima il Veneto. Numeri e percentuali che, tornando indietro di 6 anni, si possono quasi sovrapporre con i risultati che fece Brugnaro nella sfida contro Pierpaolo Baretta, sebbene con un'affluenza più alta, intorno al 62%, contro quella di questa tornata elettorale che si è fermata al 55%. Resta sempre la lista del sindaco a governare i numeri, 31% per Luigi Brugnaro sindaco nel 2020, 30% per Simone Venturini. Peggio vanno i partiti, ma traina il PD che rispetto al 2020 prende 5 voti percentuali in più ed è tra i partiti quello che ha preso più preferenze, 24,8%, il doppio di Fratelli d'Italia. Crolla la Lega che non arriva al 5% e viene superata da Alleanza Verdi Sinistra al 5,18%. Ora Di Boldrin riceve circa 3.500 preferenze al 2,70%, Terra e Acqua che nel 2020 aveva superato soglia 4%. Uno stallo di un'ora e mezza prima che i risultati dei primi spogli arrivassero, le proiezioni davano Venturini in testa tra il 47 e il 51%, Martella fermo al 44%. Forbice che più passavano le ore più aumentava, da un primo stacco di 1.000 voti al termine degli spogli, la distanza di 12 punti percentuali si è tradotta in una differenza di 13.000 voti. Una mappa cittadina che denota la specificità di Venezia. Se il centro storico è rosso, ovvero più apertamente di sinistra, e quindi per la coalizione di Andrea Martella, la terraferma è quasi tutta colorata di giallo, preferenza, cioè per Simone Venturini. Boom di voti a Favaro con il 70% di preferenze, 57% a Marghera, intorno al 60% a Chirignago e Zelarino. Il divario diventa meno evidente nelle zone calde di Mestre, da Via Piave a Via Dante. A Venezia in testa invece Andrea Martella con Santa Croce ed Orsoduro, dove arriva al 60%. Un'onda gialla che ha travolto la laguna, la terraferma ha determinato anche in queste elezioni la scelta del primo cittadino. E poi la sconfitta elettorale anima il dibattito nel centro-sinistra veneziano. Il PD è aumentato del 5% e ai 2 candidati con più preferenze del Consiglio Comunale, a mancare soprattutto le altre forze della coalizione. Durissimo l'ex sindaco Cacciari che dice: mio nipote avrebbe preso più voti. È evidente che ci sarà la necessità di fare una profonda riflessione e spero con grande onestà intellettuale da parte di tutti e senza scaricabarile, che spesso è la soluzione più facile che si trova. Il Partito Democratico è salito di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni comunali di Venezia, dal 19 al 24%, ma è un risultato che conta davvero poco di fronte all'imprevista e bruciante sconfitta al primo turno della coalizione di centrosinistra. Non l'avevamo previsto, mi pare che non l'avessero previsto neanche loro, bisognerà capire come si è sviluppato questo voto, da dove nasce. Un autentico shock elettorale determinato in massima parte dall'exploit della lista Simone Venturini sindaco. Che è in totale e completa continuità con la lista Brugnaro, perché lì troviamo gli ex assessori, gli ex consiglieri comunali, e anche questa è una riflessione dalla quale bisogna partire. È stata premiata un'amministrazione secondo noi negativa, una cattiva amministrazione. I problemi della città restano intatti, dal tema della sicurezza, il tema della desertificazione del commercio, il tema del degrado, il tema del turismo, il tema del lavoro. Chi ha pochi dubbi è Massimo Cacciari. In un'intervista al Corriere della Sera ha affermato che a Venezia ci sarebbe voluto un candidato sindaco diverso, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, ha concluso, avrebbe preso più voti di Martella. Proprio Tommaso Cacciari in un posto è stato durissimo. Questa volta perdere non era facile, ha scritto. Assessori arrestati, sindaco inquisito, una giunta completamente screditata, quando la capacità di autodistruzione del centro-sinistra diventa talento vero. Evidentemente noi non siamo riusciti, e qui va fatta un'autocritica, a far affermare la nostra proposta. Probabilmente avremmo dovuto avviare molto prima una relazione con la città, non serve una semplice campagna di ascolto,
ma bisogna condividere con i cittadini i processi. Con 1091 preferenze Nicola Pellicani è il secondo candidato più votato dell'intero Consiglio Comunale. Anche la più votata è del Partito Democratico. L'esordiente Giulia Albanese ha avuto 1456 preferenze. Cosa l'ha spinta a candidarsi? Credo che Venezia avesse bisogno di una visione che la riportasse ad essere una capitale a livello nazionale, europeo e internazionale. Non lo è in questo momento. No, non lo è una vetrina e ha una vetrina internazionale, ma non è una capitale della produzione culturale, non è una capitale dal punto di vista produttivo, non è una capitale dal punto di vista politico. Roberto Brizzi, primo cittadino di Bussolengua, è anche il primo sindaco di una città sopra i 15.000 abitanti in Veneto a scegliere futuro nazionale di Roberto Vannacci. Ad annunciarlo lo stesso Brizzi. Continua dunque la campagna acquisti di Vannacci, di esponenti politici, soprattutto tra Civica e Lega. A Verona a rappresentare il movimento è il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che proprio ieri ha inaugurato la sede scaligera di Futuro Nazionale e che ha commentato così la scelta di Brizzi, un civico che ha aderito al progetto di Futuro Nazionale rafforzando il radicamento del partito sul territorio, apportando esperienza amministrativa e buona amministrazione. L'economia con la crisi Electrolux. A Susegana l'incontro dei lavoratori con il presidente del Veneto Alberto Stefani e l'assessore regionale Massimo Bitonci. Per quest'ultimo ci sono i margini per trattare con la multinazionale. È cruciale il tavolo del 15 giugno. Con me. Ci vediamo a breve. Grazie mille dell'impegno. Grazie a voi. Grazie a voi. Io sono moderatamente fiducioso perché ho parlato ovviamente con l'azienda, con l'amministratore prima, in via assolutamente privata, e ho colto una disponibilità anche da parte del ministro Urso, quindi amministrazione e ministro Urso, per arrivare al 15 di giugno con una proposta e quindi il governo sta lavorando ovviamente sulle possibili misure da adottare e da proporre all'azienda, ovviamente con l'azienda che dovrà ritirare questo piano che abbiamo ribadito più volte è assolutamente inaccettabile. La scadenza del 15 giugno fissata dal ministro Urso è il prossimo punto di svolta, dove saranno messi in campo anche ammortizzatori sociali, fondi di coesione e quanto sarà possibile per salvare lavoratori e territorio. Abbiamo il vantaggio anche di avere delle figure al Ministero che possono dare delle risposte significative al nostro territorio, quindi ci stiamo già interfacciando ovviamente da giorni, lo faremo nei prossimi giorni tornando qui, perché io credo che oggi non debba essere solo una questione di forma, ma debba essere una questione di sostanza. La Regione è fuori dal palazzo, è qui in mezzo ai lavoratori e così deve continuare ad essere. Anche perché quando si parla di sostenibilità bisognerebbe ricordare anche un altro aspetto della sostenibilità che troppo spesso non si ricorda, la sostenibilità sociale, la sostenibilità delle famiglie dei lavoratori, la necessità che il lavoro garantisce a tantissime famiglie qui nel territorio e delle ricadute occupazionali e non solo che questo territorio ovviamente subirebbe se il piano fosse confermato. La preoccupazione più grande è che la proprietà interamente svedese voglia vendere ai cinesi e smantellare, non certo investire. Se le istituzioni fanno la loro parte, secondo me il margine può aumentare, nel senso che la trattativa ci può essere. Non accettiamo questo piano, saremo presenti durante il Giro d'Italia nella rotonda che c'è sotto Ca del Poggio con il nostro striscione. Sarà una manifestazione pacifica, ma sarà una manifestazione forte, perché è importante che tutti sappiano che non vogliamo che la nostra fabbrica chiuda. Noi vogliamo continuare a lavorare e noi vogliamo garantire il futuro a lavoratrici e lavoratori che sono all'interno del nostro stabilimento. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla per temporali su tutto il territorio regionale, valido dalle 12 alla mezzanotte di domani. È prevista instabilità in aumento dalle ore centrali della giornata, a partire dalle zone montane e pedemontane, con probabili rovesci e temporali sparsi in possibile estensione a qualche zona della pianura. Sono possibili locali fenomeni intensi e rapidi, l'innesco di frane superficiali e colate rapide, l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati o sottopassi. È davvero tutto, ora sigle e previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.